Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma non solo, andremo ovviamente anche sui siti per vedere anche le ultime notizie, quelle della mattinata di oggi, su che cosa si concentrano i giornali, soprattutto sul G7 di Evian, dove si sono ritrovati i grandi leader del mondo e che cosa si è parlato ovviamente della situazione Iran-Stati Uniti con lo sblocco del canale di Hormuz e l'attesa per la firma su questa trattativa che dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì. Ma ovviamente ci si è concentrati anche sugli altri fronti aperti, che sono quello orientale, europeo orientale fra Stati Uniti e Russia, e poi quello invece medio orientale fra Libano e Israele. Ci si concentra anche sulla nuova pace fra Meloni e Trump proprio all'interno del G7 e poi altre notizie che vedremo sui quotidiani. Ma intanto andiamo a vedere quelli che sono gli aggiornamenti dell'ultima ora attraverso il sito dell'ANSA, ansa.it, dove ci spostiamo proprio sul centro di quello che è, possiamo dire, stato fino ad ora il centro del mondo, fra virgolette, considerando quello che è successo fino ad ora, vale a dire lo stretto di Hormuz. Petroliere iraniane oltre il blocco degli Stati Uniti, il plauso del G7 all'accordo, si parla di un'opportunità storica per i leader, l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per contrastare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Dunque il tema dell'Iran prima di tutto lo abbiamo visto dall'ANSA, ora ci spostiamo sui quotidiani per vedere appunto invece gli altri risvolti di quello che sta succedendo al G7 e che chiaramente coinvolge appunto tutti i fronti di guerra. Soprattutto, l'abbiamo detto, quello fra Ucraina e Russia, perché dopo aver ottenuto questa tregua, che appunto bisogna capire poi quanto durerà e se sarà stabile nel tempo con l'Iran, Trump va a bacchettare Netanyahu per quanto riguarda l'Israele e a chiedere conto e ragione a Putin per la Russia. E allora apre così il Corriere della Sera con questo titolo: Trump con l'Europa contro Putin, nave russa che spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. I G7, il leader degli Stati Uniti, Mosca trovi l'accordo, chiaramente per evitare il protrarsi della guerra, che ormai va avanti da più di 4 anni, lo sapete, fra Ucraina e Russia. Il disgelo intanto di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. A proposito di questo, vediamo una pagina interna del Corriere della Sera, perché c'è la risposta di Trump a questo dialogo che si è visto un po' su tutti i telegiornali nazionali ma anche internazionali, con questi sorrisi fra i due, con Trump che resta per certe volte un po' perplesso e che sembra rispondere appunto a Meloni, che gli dice: noi siamo sempre stati amici, con un mi avete abbandonato, mi sono sentito abbandonato. La frase della leader però archivia le tensioni, così Meloni ricuce con Trump. Vedremo che anche su questo ci sono delle interpretazioni diverse sulle prime pagine dei vari quotidiani nazionali, dei vari quotidiani italiani. Dicevamo però che il tema è legato a Israele ma anche alla Russia, e infatti Repubblica apre proprio con il pressing del G7 dell'Europa sulla Russia. G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. A Evian l'incontro fra Trump e Zelensky, vediamo la foto in questa parte, appunto subito sotto il titolo di apertura, e venerdì a Lucerna la firma delle intese intanto con l'Iran. Immediata riapertura di Hormuz, abbiamo visto quello che sta succedendo proprio nelle ultime ore. Ricordiamo che secondo gli esperti, per arrivare alla ridefinizione del rapporto appunto fra
Stati Uniti e Iran. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz bisognerà aspettare circa un mese per ritornare allo stesso dinamismo che c'era, non dico prima della guerra, ma insomma che possa consentire lo stoccaggio del petrolio, dei gas nelle varie parti del mondo. Vi faccio vedere di spalla su Repubblica anche l'altra notizia che è legata alla politica italiana, anche questo lo vedremo, è un tema che torna nelle prime pagine dei quotidiani, ed è quella del campo largo del vertice dei leader che dicono cambiamo l'Italia, annunciate 2 manifestazioni l'8 e il 15 di luglio con Renzi che è assente e polemico, per cui su questo chiaramente Renzi che non si sente parte di questo gruppo del centro-sinistra, del famoso campo largo che si sta organizzando. Questo del tema dell'asse anti-Putin, del pressing su Putin, lo ritroviamo su tantissimi quotidiani. Possiamo farvi vedere in questo senso ad esempio Altra Voce che parla proprio del pressing del G7 su Putin, e poi ancora di venerdì a Lucerna l'accordo per chiudere questa guerra che chiaramente ha fatto male, come sappiamo bene, non solo chiaramente alla nazione, soprattutto all'Iran, ma tutto quello che ne consegue per gli Stati Uniti, ma anche all'economia. Trump che arriva verso il midterm, la parte centrale del suo mandato, e che chiaramente deve tentare di mettere tante cose a posto per sistemare appunto ciò che succede all'interno della sua nazione. L'asse anti-Putin lo ritroviamo anche sulla Stampa, ed è quello che è il titolo del quotidiano torinese, con Trump che appunto dice deve trattare Evian, Meloni incontra il Presidente degli Stati Uniti dopo lo strappo, siamo grandi amici. Questo è uno dei temi, ma c'è poi l'altro, quello legato invece a ciò che succede in Libano e di conseguenza in Israele. Dunque l'esercito israeliano che è avanzato all'interno del territorio libanese e che adesso dovrebbe frenare la sua avanzata e ritornare nei propri confini. Questo almeno suggerisce Trump, perché vediamo sul Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare la linea, questo è il tema che si trova sul quotidiano economico, sul Sole 24 Ore, ed è lo stesso pressappoco tema che troviamo anche sul Domani. Ecco il titolo: patto Stati Uniti-Iran, incognita Libano, Beirut stretta tra IDF, che è l'esercito israeliano, lo ricordiamo sempre, e Hezbollah. Si parla poi del testo dell'intesa e la doccia fredda che arriva dai servizi americani: Teheran può bloccare lo stretto in qualsiasi momento. Intanto abbiamo visto che piano piano le navi, le petroliere stanno incominciando a passare. Ma come viene visto Trump in questo momento? Ovviamente dai vari quotidiani, dai vari osservatori, chiaramente c'è chi si rivolge soprattutto su appunto quello che è successo con Meloni, questa pace che è rinata, c'è chi invece va a dare uno sguardo a quello che è il volto di Trump, e il manifesto e tutto ciò che nasconde chiaramente. Il manifesto dice: Trump annaspa il G7, l'Iran celebra, accordo fantastico, dice, la Russia scende a patti, ma a Evian c'è un presidente degli Stati Uniti ammaccato, così lo definisce il manifesto. Vi dicevo poi di questo nuovo amore, di questo rinato amore amore chiaramente politico fra Giorgia Meloni e Trump, questo amore che porta ai titoli di alcuni quotidiani che si concentrano proprio solo su questo. Ve ne faccio vedere due di tenore diverso. Georgia Donald di nuovo amore, e quello è il titolo che troviamo su Libero, il disgelo con Washington, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no mi hai abbandonato, e il botta e risposta con questa vignetta tutto sommato anche abbastanza carina, con Trump e Meloni che sembrano cinguettare in questo caso. Ma come viene vista questa notizia dall'altra parte, ad esempio dall'Unità? Guardate il titolo: Meloni che esulta,
Donald mi ha sorriso, con buona pace di migliaia di morti. Al G7 di Evian è un disgelo a metà. Questo dice l'Unità, per cui vedete anche in questo caso appunto la medesima notizia che viene letta in due modi diversi. A proposito di casa nostra, ritornando proprio nei nostri confini, c'è la relazione da parte della Caritas che scopre un mondo di precarietà, un mondo di difficoltà che coinvolge anche le famiglie, anche quel ceto medio che un tempo era la locomotiva su cui si basava l'economia italiana. Ci sono due quotidiani che aprono con questa notizia. Avvenire, che titola così: poveri si resta. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone. Sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e gli anziani che sono da soli. C'è anche quella che era un'ultima ora della tarda serata di ieri, l'addio al cardinale Camillo Ruini, che ha rappresentato tanto per il mondo cattolico, ma anche tutto sommato per i suoi rapporti con la politica. Ritornando al tema della Caritas, anche l'apertura di domani è incentrata su questo, ma riferisce più che i dati che arrivano dalla Caritas, quelle che sono state le azioni da parte del governo e chiaramente sono delle critiche che piovono sul governo italiano: stipendi da fame, famiglie allo stremo, la guerra ai poveri di Meloni e C presenta adesso il conto con appunto il rapporto Caritas. A proposito di politica, per chiudere questa parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo invece sull'incontro di ieri, lo troviamo anche questo sull'Unità, l'altro titolo, oltre alla riappacificazione vista dalla parte dell'Unità fra Meloni e Trump, c'è appunto il titolo sul campo largo che va. Via al programma è un incontro fra Schlein, Conte e Fratoianni con questo campo largo, con la sinistra che prova appunto a compattare le fila per le prossime elezioni, ed è un tema che è ritornato con questa foto, l'abbiamo vista prima su Repubblica, di questo incontro che certamente definisce o può definire i rapporti futuri in seno al centro-sinistra. Noi ci fermiamo per il momento, ritorniamo fra pochissimo con il nostro sito siciliaweb.it, la cronaca regionale e poi infine anche lo sport. A fra poco. Siamo di nuovo in onda con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Vi faccio vedere subito il nostro sito siciliaweb.it, ricordandovi la possibilità di scaricare la nostra app sui vostri smartphone. Andiamo a vedere il titolo: Tari a Catania, oltre al danno la beffa. È l'apertura del nostro sito. I sindacati, non solo tassa altissima e in un'unica rata, ma anche code estenuanti negli uffici. Un tema, questo, sulla tassa dei rifiuti, che chiaramente fa molto discutere a Catania, così come il tema della scarsa sicurezza, chieste condanne per la morte del bimbo caduto dal carro di Carnevale, oppure la sparatoria in Piazza Montana con il blitz scattato a Trappeto Nord. Siamo sempre nella zona appunto del catanese e ritroviamo queste notizie sul nostro sito Sicilia Web. Ci spostiamo ora proprio sulle prime pagine invece dei quotidiani, perché c'è il tema dell'assenteismo o di chi è un po' il furbetto del cartellino. Su Repubblica Palermo è la notizia principale, la notizia di apertura: colazione dal barbiere, gli ultimi furbetti del cartellino, 9 indagati. Nella società comunale che si occupa di pulizia delle spiagge, nel mirino 102 casi, con la galla il sindaco di Palermo che dice chi ha sbagliato pagherà, e boom di inchieste intanto sulle partecipate.
Ci sono poi i riferimenti nelle pagine interne del quotidiano che andiamo subito a vedere come passavano il tempo queste persone che sono state indagate dal barbiere o andando a farsi un aperitivo, il catalogo degli illeciti che svuotava appunto questa Reset, 9 misure cautelari per assenteismo nell'azienda municipalizzata, contestate addirittura 102 casi e tra gli indagati, contraddizione in termini, c'è anche un sindacalista. Se guardate queste foto, ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale, si parla degli operai sorpresi a riposarsi durante l'orario di lavoro, sotto oppure nell'immagine che vedete in bianco e nero, 2 indagati mentre fanno rifornimento con la carta di credito aziendale. Questo ha scoperchiato quello che si può definire il vaso di Pandora, perché poi alla fine si va a indagare, ci sono delle indagini interne, qualcuna anche della magistratura, su quelli che sono i rapporti appunto fra i dipendenti e le varie municipalizzate. E sempre su Repubblica Palermo troviamo questo titolo: soldi e disservizi, le partecipate dello scandalo, false presenze, furti, richieste in massa di visite sanitarie, sulle SPA comunali in aumento indagini interne e inchieste giudiziarie, per cui è un tema che poi sembra potersi allargare, o si è allargato nei tempi precedenti, ad altre realtà delle municipalizzate. Andiamo alle altre prime pagine. Vi abbiamo fatto vedere Repubblica Palermo, andiamo a vedere sulla Sicilia, perché troviamo due temi fondamentali. Uno è legato a ciò che è successo a livello internazionale, ne abbiamo parlato tantissimo, per cui andiamo avanti, ma il titolo è appunto legato al G7 con la Russia che deve trattare, ma poi c'è un titolo più prettamente siciliano, con l'energia pulita ma con le bollette che sono sporche, fra virgolette. È un focus sui pannelli fotovoltaici che non bastano a ridurre i costi medi perché c'è una rete infrastrutturale da adeguare. È un tema che ritroviamo nella pagina interna, fra poco ci andiamo, della Sicilia, ma che riguarda la nostra regione in tante realtà. Si parla spesso della rete idrica che fa acqua, è proprio il caso di dirlo, da tutte le parti, oppure delle infrastrutture del sistema dei trasporti, spesso non sufficienti. Sapete tutti della polemica per quanto riguarda il ponte sullo Stretto. C'è chi dice prima sistemiamo quelle che sono le infrastrutture regionali. Per quanto riguarda il verde, il rebus green, così lo chiama la Sicilia, si parla di rinnovabili. Allora il titolo è questo: più rinnovabili o più fonti fossili? Il rebus green e il caro bolletta. Perché, dice l'esperto, in Sicilia l'energia resta più cara perché la rete non è adeguata. E allora si fa un po' il conteggio, lo vedete in questa mappa dell'Italia, su quelle che sono le regioni che chiaramente possono avere il bollettino appunto della luce in Italia, con la Sicilia che resta abbastanza alta, lo vedete in verde, rispetto ad esempio alla Sardegna, in cui i dati in euro si abbassano notevolmente rispetto appunto al territorio siciliano. Andiamo a vedere altri titoli, quelli del Giornale di Sicilia ad esempio, che ritorna sulla questione sicurezza. C'è stata la visita di Piantedosi a Palermo dopo le intimidazioni, le violenze degli ultimi mesi nel territorio, soprattutto della zona nord della città, e soprattutto il racket. E poi dunque sul Giornale di Sicilia si va ad indagare sulle origini di questo fenomeno. Al timone del racket il clan della Marinella, lì finiscono le indicazioni inviate dal carcere da Salvatore Verga, al quale nei giorni scorsi è stato sequestrato un cellulare. Gli attentati vengono poi commissionati ai giovanissimi. Tutti vogliono scalare le gerarchie di Cosa Nostra, che in questo momento sta vivendo un ricambio generazionale. Ne abbiamo parlato tanto anche nei nostri quotidiani, nei nostri telegiornali, per farvi capire appunto come si sta sviluppando questo fenomeno verso appunto i giovanissimi che entrano così nel sistema di Cosa Nostra. Su Gazzetta del Sud il titolo principale è invece dedicato alle questioni internazionali, con il G7 in pressing sulla Russia.
Russia, ne abbiamo letto e ne abbiamo detto tanto durante la prima parte della nostra rassegna stampa, e poi Putin che deve fare un accordo, pronti a ripristinare le sanzioni sul petrolio di Mosca. Andiamo infine sul quotidiano di Sicilia che fa un esame sulla capacità di ottenere o sulla possibilità di ottenere un lavoro subito dopo la laurea. Come sempre c'è un gap fra nord e sud del paese. Sul quotidiano di Sicilia questo è il titolo: laureati e lavoro, cresce l'occupabilità, così si chiama, ma rimangono i divari per sud e donne. Alma Laurea parla di un impiego entro l'anno per il 54% dei laureati a Milano, mentre a Palermo ci si ferma al 33,9%. Sono dati ovviamente che fanno riflettere in questo senso e non poco. Vi faccio vedere altri titoli, ad esempio ne abbiamo parlato nei nostri TG a Niscemi, scusate, quello che è successo per la rapina notturna di soldi e di cellulare, arrestati 3 giovanissimi dopo l'aggressione in casa, con tutti i temi di cui abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale. Per questi ragazzi l'accusa è pesante: rapina aggravata in abitazione, lesioni personali e danneggiamento. Altri temi che troviamo sono quelli legati ai miasmi nel Siracusano, soprattutto nella zona delle raffinerie, ovviamente a Priolo, per cui è il momento di intervenire. Si legge sul tomo di Siracusa della Sicilia: la nauseabonda puzza industriale lunedì notte si è spostata su Siracusa. Ci sono state tante segnalazioni che arrivavano anche dal capoluogo di provincia, tanto è vero che nelle pagine interne del quotidiano troviamo la diagnosi è stata fatta, ma alla fine non si è trovata né la cura per ora, né sono stati trovati i responsabili. Nella relazione delle concentrazioni registrate, domani un importante incontro in prefettura sul tema che abbiamo appunto trattato diffusamente nei nostri quotidiani. Vi porto adesso sulle pagine dello sport, cambiamo decisamente argomento, diamo un po' uno sguardo a quelle che sono le notizie che arrivano dal calcio di casa nostra, partendo da Repubblica e Palermo, con gli occhi degli scout rosanero sulla Coppa, uno staff di osservatori che segue le partite in Stati Uniti, Canada e Messico. Intanto Ossi rinnova per un anno. Palermo che sta tentando appunto di scrutare il mercato, visto che vuole preparare una squadra all'altezza per centrare la promozione in Serie A. Stesso discorso vale per il Catania, che invece proverà per l'ennesima volta a salire nel campionato di Serie B. Lo farà con un nuovo direttore sportivo, questo è ormai noto, ma ovviamente va individuata la figura dell'allenatore. Intanto, questo è il titolo della Sicilia, il Catania che varrà, il nuovo DS già al lavoro, Forte e Dini, le due certezze per quanto riguarda il tema della squadra, mentre per quanto riguarda l'allenatore cambiano i nomi, anzi restano gli stessi nomi, ma cambia il borsino delle percentuali fino a che appunto il Catania non scioglierà tutte le riserve. Andiamo a vedere invece adesso, per chiudere, anche i quotidiani nazionali, perché su Gazzetta dello Sport troviamo la musica di Mbappé. Stiamo parlando dei mondiali di calcio, 2 gol, uno definito veramente strepitoso da parte del giocatore del Real Madrid, con la Francia che ha steso così il Senegal. Ma non è stato l'unico a segnare Mbappé in questo mondiale, anzi in questa serata o nottata italiana, perché sono stati tanti big. Se ci spostiamo infatti sulla Gazzetta dello Sport, sul sito della Gazzetta dello Sport, andiamo a vedere il titolo su Messi che fa la storia, tripletta all'Algeria, aggancia Klose nella classifica dei bomber mondiali, per cui basterebbe un gol per Messi per diventare il calciatore che ha segnato di più nei mondiali. Intanto
oltre a Mbappé e a Messi, l'altro protagonista è Haaland. Mbappé chiama, Haaland risponde, la doppietta di Erling lancia la Norvegia con l'Iraq che è stato battuto 4-1 appunto con la doppietta dell'attaccante, per cui tutti questi grandi protagonisti del calcio mondiale che ritroviamo appunto nella manifestazione, con tanti gol, appunto i 3 di Messi, i 2 di Mbappé e di Haaland. Per quanto riguarda invece le cose italiane, si parla solo di mercato perché l'Italia, lo sapete, non c'è ai mondiali. Allora su Gazzetta dello Sport c'è il difensore dell'Inter Bastoni, che sarebbe nel mirino del Real Madrid. Deciderà Mourinho, che lo sapete è diventato l'allenatore dei Blancos. L'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. L'ultima parola spetterà al tecnico, che ancora non è arrivato a Madrid. Di mercato si parla anche sul Corriere dello Sport, anche in questo caso di Inter, ma di un altro giocatore. Stiamo parlando di Palestra, se ne discute ormai da un mese di questo giovane così interessante. Palestra prenotato dopo il City, il terzino stoppa ancora la Premier, in questo caso il Chelsea, e si promette all'Inter. Bisognerà vedere ovviamente se l'Atalanta sarà d'accordo, perché lei è la proprietaria del cartellino. Con lo sport ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.